Cristian Bozzicco questa sera a presentare i suoi vini qui in questa bella location particolare, perché Manzano non è solo sedia ma è anche vino, dunque cultura. Sì, stasera presentiamo Villa dei Pupi a Rosabosco, una realtà di Moimacco con 27 ettari, dove produciamo, come stasera degusterete, Blanc de Blanc, che è un metodo classico fatto da nostra azienda, perché hanno chiesto solo le bollicine. Del resto abbiamo una varie tipologie di vino, abbiamo un Chardonnay, abbiamo la ribolla gialla, anche questa spumante, però hanno valutato di scegliere questo prodotto che sta crescendo sia al mercato estero che al mercato italiano e locale di zona. Ecco, possiamo dire insomma un'anteprima nazionale qui. Sì, sì. Il prodotto e la realtà si sta facendo sempre di più notare, anche il Made in Friuli con tutti i vini, con altre cantine, con altre menzioni sta crescendo sempre di più, perché tra premi, menzioni che stiamo prendendo e la cultura che è cambiata del vino, dando sempre più qualità che non quantità, viene piano piano ripagata. Senti, ma solo bianco o anche rosso? No, abbiamo anche rosso, il famoso Bosco Rosso 2010 che abbiamo dato in cantina, 2011 è stato conosciuto da Rosetta Bosco, dopo è stato comprato da Villa dei Pupi, e abbiamo il Merlot, abbiamo il Cabernet e il Refosco del Peduncolo Rosso. Questi sono i vini che sono più conosciuti al mondo come rossi. Di qualità, cortesia e soprattutto il prezzo, perché il prezzo si fa sulla qualità e sulla cortesia. Beh, allora, sono due linee differenti Villa dei Pupi e Rosabosco. Rosabosco è una linea che viene 3 anni passata in barrique, quindi viene una selezione, se l'annato non è buono non viene prodotto e ha un prezzo di qualità, perché anche le menzioni hanno ripagato questo prodotto a un valore. Per quanto riguarda la linea dei Pupi, è una linea sempre di qualità crescente, che per qualità e prezzo, quello che richiede il mercato, è appetibile sul discorso delle vendite sia all'estero che in Italia. Insomma, nella tua risposta hai detto sia il know-how e la mission. Sì, sono due le cose. Perché... Molto di moda adesso, no? Sì. Comunque bisogna anche globalizzarsi per poter dare qualcosa di diverso, e anche se il mercato richiede sempre qualcosa di nuovo, quella che è la vecchia tradizione non si può modificare più di tanto, ma dobbiamo solo dare un attimo un po' più di curare il nostro prodotto, curare l'immagine, curare il marketing e farci conoscere un po' di più con quello che è il discorso, facendo anche l'incoming, non solo le vendite all'estero. E come dice lo slogan, bere e mangiare sano, mangiate friulano. Oppure non bere ma degustare, è una cosa più giunta.